Allora Gregory, grande soddisfazione per quanto riguarda questa stagione, abbiamo sentito anche i tuoi compagni di viaggio e prospettive 2024 ancora migliori, viene da dire. Beh, speriamo che le prospettive siano altrettante. Questo campionato è stato molto faticoso ma altrettanto divertente. Abbiamo avuto 4 imbarcazioni del nostro team Tecnomar, che anche se 2 al primo esordio hanno portato a casa un ottimo risultato, anche a livello del campionato, diciamo. Io ho fatto degli ottimi risultati in tutte e 4 le gare per la sommatoria punti, quindi nel totale all'ultimo giro, all'ultima gara ho fatto l'ultimo sorpasso e ho portato a casa il titolo italiano, quindi super soddisfazione. Devo ringraziare molto il team, perché non è tutta farina del mio sacco, il pilota si diverte, il pilota guida, il navigatore fa il 50% del lavoro e l'altro 50% lo fa il gruppo. Questa è una cosa molto importante, siamo un gruppo molto numeroso e molto affiatato. Questa sera qui al Vatican per festeggiare comunque qualcosa di importante a livello sportivo e non solo. Sicuramente intanto è un orgoglio per me come sindaco di Corno festeggiare il titolo italiano nella categoria 3/2 che non conosco bene di Gregory Biancuzzi, che è un cittadino di Corno ma è anche un consigliere comunale, quindi un grande orgoglio per il comune di Corno, ma soprattutto stasera abbiamo visto una bella compagnia, un grande team. Io ero a Como a vedere quei 2 giorni di prove e di gare, è stato emozionante, e vedere il team Tecnomar di Aquileia, che ringrazio anche il sindaco di Aquileia per quello che ha fatto per questo gruppo, vederli tanto uniti per raggiungere un bel risultato. L'hanno raggiunto perché il campione italiano, 22esimo assoluto, un secondo, mi sembra 2 secondi e un terzo posto, quindi bravi ragazzi, sicuramente come posso, come sindaco di Corno, sosterrò questo team. Giustamente anche dando spazio a tutti per quanto riguarda l'evento 2023 per questa stagione che è stata da incorniciare in un certo senso. Parla il pilota. Allora, vorrei prima precisare una cosa, che la nostra passione è partita abbastanza anni fa, era lontano 2005-2006, da quando un ex pilota, che era un grande nostro amico che purtroppo adesso non c'è con noi, ci guarda dal cielo. No? Claudio Marsi con il numero 73 del Corsa. Lui praticamente ci ha portato questa passione. La nostra passione l'abbiamo incominciata nella laguna di Grado, quindi provare a sperimentare certi motori, certe corse, le barche, sperimentare tante cose, no? Da lì poi è partita la cosa con lui che ci ha fatto vedere che c'erano altre gare di motonautica che noi non sapevamo l'esistenza di queste gare, no? Poi con Eero Stambarina, il primo pilota praticamente del nostro gruppo, primo pilota che è partito col nostro gruppo, da lì poi è partita tutta questa cosa, no? Niente, siamo arrivati a questo punto, un team formidabile, l'aiuto di tutti, una cosa bellissima. Io ho cercato quest'anno di fare qualcosa, insomma un'impronta, insomma, dare qualcosa, un segno alle ultime 2 gare che c'erano. Purtroppo ho fatto di tutto, però purtroppo per il mio copilota, no? Mi dici qualcosa? Causa mia, dai, causa mia. Che problemi c'erano? Un po' di ondine in partenza. Ha avuto un problema tecnico alla schiena, quindi lì siamo avanti antinfiammatori da un mese. Ha dato la colpa del talo. Vabbè, dai, comunque tutto sommato è stata una bella esperienza. Poi io avevo già cominciato a correre nel 2009, ho fatto altre gare, ho vinto la Borgoforte 2009 di circuito, abbiamo fatto la Rai Pavia Venezia 2011 e vinto di categoria anche quello, e andati avanti, poi le cose è andata così, dai, insomma. Bene. Poi, dai, l'ultima parola del mio copilota. No, tu. Dai, tu. L'ultima parola, dai. Sverniciao. Chi lo guida? Dai. Vediamo cosa sarà fuori la prossima stagione, se riusciremo a finirlo.
O iniziarlo. O iniziarlo col mio prossimo copilota Massimo Musin e il carrozziere, perché si occuperà lui della costruzione della barca. Faremo una motoristica, vedremo, ma il team ci aiuta, siamo uniti, quindi tutta una cosa molto incerta. Tutto sempre incerto, fino all'ultimo. Complimenti. All'interno dell'agriturismo al Vatican, dove questa sera si festeggia l'annata 2023 per quanto riguarda gli amici che state sentendo. Andiamo a sentire un po'. Allora, è stata una bella annata, no? Possiamo dire. 2023 è molto bello. Sì, è stato eccezionale il 2023, ma noi quando ho conosciuto questi ragazzi, li ho conosciuti nel 2009, e ancora in quella volta lì che avevamo l'associazione motonautica di Carlino, e i ragazzi non avevano l'associazizione e li abbiamo messi dentro nel nostro gruppo, e in quella volta lì, oltre alla Formula 1000 internazionale, sono entrati Alessandro, Eros e Matteo, i primi che sono venuti qui. In quegli anni lì hanno fatto la Pavia Venezia, che Eros ha vinto in quella di categoria, e tutti loro. Poi hanno preso con violin la Spiga d'Oro del comune di Carlino. Lì. Poi tutte le gare a circuito sul Po, a Sacca di Colorno e tutte quelle lì, era una famiglia proprio, era la preistoria della motonautica, con tutti quei piloti anziani che adesso mi ha detto Eros che ci sono ancora in circolo, i Mazzucottelli e tutte quelle cose. Sì, ecco, erano cose meravigliose. Dopo i sponsor di quella volta lì non c'erano, pochissimo, era Danuta in quegli primi anni, quello che ecco, e poi Paga Papà, era sponsor principale il Paga Papà. Comunque. Sì, è dal 2009 che pratichiamo questo sport della motonautica, che è un po' un tabù qua in Friuli. Stiamo cercando un po' di farlo essere un po' più visivo, perché nessuno lo conosce. Noi ci stiamo impegnando molto, abbiamo fatto l'altro anno la Touring Cup, che è un campionato che hanno rifatto per riprendere la motonautica che era un po' ferma negli ultimi anni. L'altro anno abbiamo corso con un'imbarcazione al Touring Cup, con 5 imbarcazioni al fantastico e storico Ride Pavia Venezia, e adesso quest'anno ci siamo con tutti i piloti per fare il Touring Cup, che abbiamo concluso a Como con praticamente tutte le barche sul podio. Un primo posto il campionato italiano, un secondo posto che sono arrivato io e il mio copilota, un altro terzo posto e secondo posto all'ultima gara che abbiamo partecipato lì a Como, quindi sì, un risultato non da poco per un team nascente dal Friuli, che non si vedono altre barche dal Friuli, quindi stiamo rappresentando anche la bandiera del Friuli e ci teniamo ad essere sempre di più, perché è uno sport che vogliamo portare siccome ce l'abbiamo nel cuore. Quindi sì. Sì. Siamo solo noi, al momento siamo solo noi a praticare questi campionati. Sì. Infatti stiamo cercando di lavorare grazie all'aiuto del sindaco di Corno, del sindaco di Aquileia e degli altri enti per portare una gara in regione, che sarebbe una cosa molto importante per il team, per la regione e anche la motonautica, perché anche la motonautica, la federazione sta chiedendo di fare un evento in regione, e sarebbe una cosa molto importante per tutti, anche per far capire alla gente cosa stiamo facendo. Poi passo la parola non solo copilota ma anche sponsor. Il prossimo anno ha detto vuole partecipare da pilota. Ma sì, la prima Venezia la proviamo a fare da pilota, dai. Grazie a Eros che mi ha preso in questa disciplina. È una disciplina molto complessa, perché oltre che la gara in per sé, come si diceva anche prima, è tutta la preparazione dietro che comporta molto lavoro e molto impegno.
quindi è tempo soprattutto, sì. E poi è una gara che sì, sicuramente conta la velocità e tutto, però portare a casa la barca e riuscire a finire la corsa è una delle cose più importanti, sia per il campionato che anche per gare lunghe come la Pavia Venezia. E quindi così dai, sono già 3 anni che assieme a Eros faccio di copilota. Sì, un'esperienza unica, è veramente uno sport che mi piace tanto. Prima come sport facevo il ciclismo e adesso mi sono messo tutto il corpo nella motonautica, che mi piace molto e veramente mi dà delle soddisfazioni indescrivibili. Siamo pronti per la prossima stagione 2024 al massimo regime. L'altro anno abbiamo girato tutta l'Italia, siamo andati fino a Napoli a una corsa. Quest'anno purtroppo l'evento a Napoli è saltato per vari motivi organizzativi. Si sono ripromessi di portare la gara a Napoli, quindi ci sarà un campionato. Infatti se Friuli, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, poi anche a Napoli, sarebbe una cosa fantastica. Abbiamo un bellissimo team che ci aiuta, ci segue, sta sempre diventando più numeroso, porta avanti la bandiera del Friuli in tutto quello che concerne il prima e il dopo gara, e anche gli altri nostri piloti che sono contro di noi in gara. Dopo la gara c'è un momento che è un gruppo unico e a noi è molto importante questa cosa qua, così ci rendiamo felici tutti e la cosa è reciproca e il momento diventa un incontro oltre che sportivo, è agonistico soprattutto, perché si va per cercare di vincere o per quasi vincere, però è tutto il resto che ci piace far conoscere il nostro team, le nostre zone, il nostro modo di fare. Noi ci teniamo a questa cosa qua. Grazie. Thank you.